Camminare, un gesto sovversivo di Erling Kagge. Sezione dai 18 anni, viaggiare, camminare. In quel periodo avevo soltanto 2 figlie. La più piccola, Solveig, aveva 13 mesi. Per Solveig era arrivato il momento di imparare a camminare. Con le braccia alzate e tenendosi alle mie dita, avanzava tentennando sul pavimento del salotto. Ogni volta che lasciava la presa e provava a fare qualche passo da sola, scopriva cosa fossero l'alto e il basso e capiva la differenza fra vicino e lontano. Quando inciampava e colpiva lo spigolo del tavolo con la fronte, scopriva che alcune cose sono dure e altre morbide. Imparare a camminare forse è la cosa più pericolosa che facciamo nel corso della nostra vita. Da leggere, perché la rivoluzione inizia dalle nostre gambe. Buona lettura da Susi.